prima di parlare della questione, insomma, che comunque è meglio delucidato la collega Di Matteo, sento il dovere di ringraziare la collega Di Matteo per la caparbietà nella ricerca di un argomento di cui fino ad oggi non si aveva conoscenza. Io sono entrata in Consiglio Comunale nel 2009, ma questa ricerca così approfondita, anche per tutelare meglio le ragioni non solo dei cittadini, ma direttamente di noi consiglieri, prima di tutto come cittadini, in questo Consiglio Comunale non era mai stata fatta. Ringrazio la lista Uniti si può di Bellante e sottolineo un dato politico che non deve sfuggire. Qui sono rappresentate due liste civiche, Nuovi Orizzonti per Mociano, Uniti si può, una lista civica, Alternativa per Mociano, che fa riferimento ai partiti di sinistra. I maggiori partiti che dovrebbero parlare, cioè il Partito Democratico e il Popolo della Libertà, seppure inizialmente invitati a rappresentarsi e ovviamente a conferire secondo le diverse opinioni e secondo le diverse ideologie e anche le impostazioni amministrative che, diciamo, legittimamente si vanno a perseguire, non hanno mai preso parte ad una conferenza stampa pubblica, nessuno è venuto mai a dirci e a raccontarci quello che veramente succede in Consiglio dei Soci al CIRSU, quello che è successo attraverso l'acquisizione di Soggesa e soprattutto mettendo in evidenza che sia il PD purtroppo che il PDL, e lo dico anche con un certo rammarico per chi sia nell'area di sinistra o nell'area di destra o anche dei centristi si riconosce, perché comunque anche le liste civiche hanno un riconoscimento ideologico che è di tipo personale, non ovviamente formale. Nessuno appunto dei rappresentanti e del PD e del PDL ha preso mai una posizione ufficiale di tipo politico per la spiegazione di quello che è avvenuto nella transazione CIRSU-Soggesa. Rispetto ad agosto 2011, quando sembrava che l'accordo fosse andato non più a buon fine, c'è stato tra l'altro un ulteriore aggravamento per la parte di CIRSU, perché è vero che noi facciamo la transazione e acquistiamo come ad agosto 2011 le quote pari al 49% appunto di Soggesa, quella era la parte privata, ma è altrettanto vero che c'è la costituzione impegno delle azioni che vengono acquistate, cosa di cui non si è assolutamente discusso in Consiglio Comunale e che non è una quisquiglia o un particolare aggiunto. Di tutto ciò noi ne siamo venuti a conoscenza appunto tramite quelle attività di ricerca che si sta promuovendo, ma ufficialmente dei consigli comunali non se ne è mai parlato e soprattutto il Consiglio Comunale di Mociano non ha mai delegato il sindaco a poter sottoscrivere come rappresentante del nostro ente in assemblea dei soci CIRSU questo tipo di accordo.